1600 cattedre in meno e dunque probabilmente 1600 insegnanti precari senza più un lavoro. La riforma Gelmini arriva alla fase finale che prevede appunto per il prossimo anno un'ulteriore riduzione dell'organico. Nella nostra regione 902 cattedre in meno alle superiori, 652 alle elementari e 121 alle medie. Si sapeva perché con la riduzione attraverso la riforma del quadro orario alla fine sono riduzioni di posti di lavoro verso i quali stiamo appunto ragionando come abbiamo fatto per i precari, dall'altra parte però una semplificazione della riforma prevedeva anche una riduzione del quadro orario complessivo. Anche se il piano triennale era noto, non sarà facile per l'ufficio scolastico regionale gestire la situazione. Le riduzioni ci saranno di sicuro perché le disposizioni arrivano dal Ministero dell'Economia, ma la distribuzione dei tagli nelle province verrà concertata. Proprio oggi la direttrice dell'ufficio scolastico regionale ha incontrato le associazioni sindacali e i direttori degli uffici provinciali. La ripartizione dei contingenti a livello provinciale risente poi anche delle variazioni degli alunni. Abbiamo avuto in particolare alle superiori Vicenza con un notevole aumento di alunni, mentre Treviso e Rovigo hanno avuto una diminuzione di alunni. Alle elementari comunque il tempo pieno verrà garantito per lo stesso numero di classi, 1960, non così alle medie dove la richiesta è inferiore. Un modo per non perdere così tanti posti di lavoro in realtà ci sarebbe. Secondo la CISL del Veneto basterebbe chiudere i 300 plessi con meno di 50 alunni sparsi un po' ovunque, non nei paesi di montagna o nelle isole, ma nei capoluoghi di provincia. Sicuramente, anzi la finanziaria quando aveva calcolato le riduzioni di organico aveva posto una quota dei tagli da realizzare nel triennio a carico proprio degli enti locali in conseguenza di questo ridimensionamento dei plessi. Quindi noi possiamo ovviamente agire sulle classi, mentre la competenza a chiudere eventualmente plessi sottodimensionati è degli enti locali. Intanto il coordinamento degli insegnanti precari si mobilita. La minaccia è quella di bloccare gli scrutini del 10 e dell'11 giugno.